Non ce la fa la squadra del presidente aragonese Nino Di Giacomo a sconfiggere i colleghi del Messina, l'Accademia di Sant'Anna, una squadra che a tratti è sembrata irriconoscibile per il suo modo di giocare. Certamente avrà molto pesato l'assenza di Valeria Caracuta che non ha potuto essere in campo per motivi di salute. La squadra messinese ha vinto 3-7 con i parziali 22-25, 25-16, 25-23, 25-20. Nel senso non pensavamo assolutamente che potesse essere una partita da parte dell'Accademia Sant'Anna uguale a quella della settimana prima, assolutamente no. Quindi sì, in questo senso sì, assolutamente, una squadra con ottime giocatrici e con ottime trame di gioco. Loro hanno un gioco molto veloce e questo ce l'aspettavamo, magari oggi sono riusciti a ricavare qualche punto di più anche da situazioni con palla più alta, e forse la differenza è stata quella lì per quanto riguarda la loro prestazione. Noi chiaramente eravamo in grande emergenza, ma questo lo sanno tutti, però vabbè, le partite si affrontano con quello che si ha. Io posso solo fare un applauso alle ragazze dell'Aragona, perché secondo me hanno dato tutto quello che avevano in una condizione di difficoltà oggettiva, quindi credo che abbiamo dimostrato di essere una squadra tosta. Siamo riusciti a recuperare il primo set con un inizio comprensibilmente un po' complicato dato l'assetto totalmente inedito, e peccato non essere riuscite ad avere più continuità soprattutto nel finale del terzo set, però è tutta una cosa che secondo me sta nella logica di quella che era la partita di oggi. L'assenza di Valeria ha pesato, però per questa partita tanto di merito nostro, secondo me. Io la voglio vedere un po' più in modo, diciamo, grigio rispetto al mio allenatore, perché secondo me la partita l'abbiamo persa facendo errori che noi non ci possiamo permettere di fare. Cioè, in una partita che sapevamo che era tosta, loro arrivavano da una settimana magari brutta, avevano voglia di rifarsi, noi fuori casa, emergenza, gli errori di attenzione così non andavano fatti.